benvenuti a questo show cooking di Persegani, ovviamente. Noi e della Rizzi. E della Rizzi, vabbè, ma tu sei la star, la vera star dell'appuntamento sei tu, naturalmente, perché poi alla fine quello che il dado. È quello che deve fare, cucinare e preparare anche per chi ci sta guardando ed è qui presente in questo momento, sei tu, giusto? Tu assaggi, la responsabilità, certo, perché io devo fare il controllo qualità, rischio la mia vita, assaggio io per prima affinché possano essere sicuri loro. Infatti a vita non sei messa male. Allora, che fai di buono? Di buono ho detto. Allora, oggi Vero. di buono facciamo la torta di patate di Godia. Quindi Oh sì, ecco. Una bella torta, cioè ovviamente salata. Scegliamo le patate di Godia perché Godia è una località del Friuli, qui vicino a Udine, dove si producono, si coltivano delle patate di assoluta qualità. Sto tritando una cipolla, non fine, franca, un po' a pezzettini, cioè a cubettini, tanto per renderti l'idea. E la faccio soffriggere nell'olio. Quindi qua ho già messo a scaldare dell'olio e ovviamente abbiamo già le patate cotte, quindi già spellate e cotte. Queste patate qua, una volta che le abbiamo schiacciate un po', le dobbiamo aggiungere alla cipolla che sta soffriggendo. Caldo qua? Metti un dito nell'olio, Rizzi, per vedere se è caldo. Scusa, mettilo tu. Sei lì davanti? Ma guarda. È caldo, senti che sfrigola. Perfetto. Se le patate le cuocete a vapore non sono salate, quindi dovete per forza di cose insaporirle un pochino di più. Allora, potete schiacciarle con lo schiacciapatate. Se sono calde, queste che sono un pochino fredde, si farebbe fatica. Allora le passiamo col passaverdura qua dentro e le insaporiamo per bene. Dopo vediamo. Si fa una cosa di bicipiti e tricipiti il nostro Persegani. Allora Rizzi, gira qua, che se no mi brucia la dimmi. cipolla, gira. Vabbè, basta che tu mi dici quello che devo fare, io lo faccio. Avete visto, stiamo perdendo del tempo perché sto schiacciando le patate nella cipolla, sempre sul fuoco, mi raccomando, così si asciuga bene. E adesso? Il concentrato mettiamo dentro. Tanto voi mi vedete, no? Sì, perché abbiamo la telecamera che proprio vi fa vedere quello che... Ecco, non ne va tantissimo, tanto da far diventare l'impasto rosa. Prendiamo anche il parmigiano e un po' di montaggio grattugiato. Guarda Giovanna che efficientissima che è oggi. Sempre, oggi in particolare perché siamo in diretta streaming, vero Rizzi? Allora, quando avete fatto questa sorta di impasto, la dividiamo dentro nella pasta brisée, che noi qua per comodità abbiamo già preso quella pronta, però voi avete la ricetta per poterla fare che è stampata lì, Sai che io preferisco le mani ai guanti, perché il guanto non senti se è sporco, le mani se sono sporche lo senti. Praticamente graffiare la superficie come se stessimo arando un campo. Lo fai tu per favore, intanto che io mi sciacquo un attimo le mani. Pareggio. Ecco Ma qua. ascolta, qui come se stessimo arando un campo, io posso anche ararlo il campo. Essendo donna di campagna... Sì, ma Rizzi, ma... E poi cospargiamo la superficie di pan grattato. Così. Proprio una spolverata, è come se fosse formaggio. Faccio una griglia. Aspetta che faccio una griglia. Adesso ho preso gusto e Adesso adesso che hai imparato a guidare il trattore, ara. Una spolverata di pan grattato, 180 gradi, anzi anche 170, state un po' più bassi, e l'unico accorgimento che dovete avere con questa torta qua è di metterla nella parte più bassa del forno, 40 minuti. Allora, poi perché la brisée non la sfoglia? Perché la brisée tende a diventare più croccante, la sfoglia tende a bagnarsi un pochino di più, quindi mi piace di più la pasta brisée rispetto alla sfoglia, in questo caso o nelle torte salate in generale. Questo è il risultato. Così lo vedete tutti. Davvero buone, profumate comunque, ma poi sentirete anche il sapore, quindi... La vedete bene com'è venuta? La ratura della Rizzi?